Carissimi amici, carissime amiche, è stata veramente una sfacchinata da incubo. Siamo davanti a questa struttura che è bellissima, come vedete. Ci avviciniamo piano piano, abbiamo molti problemi di connessione, la zona è possibile che cada la linea da un momento all'altro. Siamo praticamente non molto lontano dal nuraghe Piddedu. Qui abbiamo un altro gioiello, come vediamo, con uno stato di conservazione abbastanza buono. Si tratta del nuraghe Florentina. Nuraghe Florentina, signori. È stata veramente una sfacchinata da incubo. Nuraghe Florentina, come vediamo, c'è tutta la risulta del crollo, ma è molto 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 bello, importante, fatto con questi blocchi calcarei. È stupendo, è stupendo. Siamo praticamente scesi da quel costone roccioso dopo aver fatto circa 3 km a piedi. Guardate che cosa c'è qua attorno, è bellissimo. Amici e amiche di Tanto Fuori Channel, non abbiamo parole. È stata una vera e propria sfacchinata che non ha prezzo, perché poi l'obolo del nostro sforzo e del nostro sacrificio ce l'abbiamo adesso sotto gli occhi. Io mi auguro e spero che voi vediate quello che sto vedendo io. Se così fosse, mettete un bel like o un mi piace, come preferite, alla pagina. Come vediamo è una struttura abbastanza imponente. Cerchiamo di scendere per vedere se si capisce qualcosa di più. È molto molto ripido, quindi ce la prendiamo con molta tranquillità per scendere in sicurezza. Ma per la tranquillità di tutti noi siamo comunque molto prudenti. Eccoci qui. Dovremmo essere in territorio di Perdas del Fogo, al confine con Ulasai, dove spesso le strutture nuragiche proprio tra i confini territoriali che evidentemente sono stati già dei nostri padri nuragici al tempo. Guardate qui. Guardate che cosa c'è. È il nuraghe Florentina, signori. Sperando di non perdere la connessione. Siete streaming live in Dentro Fuori Channel. Eccoci qui. Come vediamo qui è tutto crollato, peccato. È tutto crollato. Giriamo ancora un po'. Eccoci qui. È imploso tutto verso l'interno. Come vediamo qui si intravedono proprio le forme circolari di questa struttura. Proviamo a scendere poco poco più sotto. Ecco qua. Che chiude con le pietre che man mano restringono il perimetro man mano che si sollevano. Non sappiamo se fosse una chiusura a piatta banda o meno, è probabile per come c'è questo corridoio allungato, anche perché il nuraghe Florentina non sappiamo se trattasi di protonuraghe o di nuraghe Atolos, però sappiamo che qui c'è un nuraghe dove abbiamo tracciato appunto le coordinate. Siamo in viaggio con la nostra storia, con la nostra civiltà. Abbiamo fatto una sfacchinata che etici veramente da urlo. Cerchiamo di riprendere il nuraghe dalla parte opposta,
stando attenti alla connessione in modo che non la perdiamo, per provare a riscendere un attimino questi costoni rocciosi. Stavamo per rinunciarci perché comunque non trovavamo la struttura, ma poi improvvisamente, sbucate dal costone roccioso da sopra che abbiamo fatto vedere, è spuntato e svettato quest'altro tesoro. Nuraghe Florentina, signori, ci spostiamo qui lungo le rocce, stando attenti perché sono molto scoscese, a non farci male, per cercare di capire anche perimetralmente qual è il disegno di questa struttura. È un territorio molto agevole per le capre sicuramente. Ecco qui. Per capire questo lato del nuraghe. Ecco qui. Saluto la mia amata se è in linea in questo momento. Risaliamo qui dagli anfratti rocciosi, che qui sembra basaltica. Signori, è veramente stata una sfacchinata di spessore. Il nuraghe Florentina, che vogliamo farvi godere. Anche lì abbiamo sicuramente dei resti che risalgono alla struttura di questo nuraghe. Chiaramente non sappiamo molto nel merito, anche se ci sono state date delle notizie come quella della presenza di questo nuraghe, che non avevamo trovato nei censimenti archeologici, ma che grazie alle persone del posto abbiamo ritrovato in fase un po' scomposta. Però il nuraghe Florentina, come vedete, è abbastanza diciamo comprensibile. Adesso nel rimbarcarci e nel andare verso l'altra struttura rocciosa, poi ci diamo un abbraccio nel salutarci per questa esperienza con Dentro Fuori Channel, che va sempre a caccia di nuraghe. Ricordatevi di mettere un bel like al video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e di sostenerci perché abbiamo bisogno di voi. Nuraghe Florentina.